250 persone attente, fuori un cordone di forze dell'ordine, ma tutto è filato liscio. Rinviata per motivi di ordine pubblico, alla Fornace Carotti e Padovani hanno potuto assistere alla presentazione del fumetto sulla vita di Norma Cossetto, studentessa di lettere al Bo, vittima delle foibe, ma premiata dall'ex presidente della Repubblica Ciampi con una medaglia d'oro al merito civile. Il primo a stupirsi del clamore l'autore Emanuele Merlino. Ho trovato una cosa abbastanza indecorosa, tutte queste polemiche basate sul nulla, su tutta una serie di invenzioni, di sentito dire, eccetera, quando invece sarebbe stato un ottimo momento di confronto, se vogliamo, raccontando una storia vera di una ragazza che ha subito quello che ha subito, violenze, e ovviamente poi è stata anche uccisa durante la Seconda Guerra Mondiale. Una presentazione che non fa cessare le polemiche in città. La nostra volontà era quella di continuare a batterci per questi valori che per noi sono non negoziabili, e a tal punto da coinvolgere in questa iniziativa anche l'Associazione Nazionale, che si è sentita profondamente ferita e ha voluto riscattare la memoria delle migliaia e migliaia di vittime barbaramente uccise da un regime illiberale. A presentare il fumetto l'assessore regionale Elena Donazzan, che attacca duramente il sindaco Giordani. Non è una città libera nella misura in cui si esprimono posizioni non gradite ai centri sociali di questa città. Per noi è un fatto di principio, sala pubblica per una medaglia d'oro. La domanda se la devono porre però i padovani, che devono chiedersi se in una città come Padova si debba tornare agli anni di piombo. Al sindaco Giordani chiedo che sia duro nei confronti dei centri sociali, perché quelle minacce portano stasera ad avere le forze dell'ordine quando stiamo parlando di un fumetto.